Incontro stamani da parte dell'amministrazione attiva del comune di Ribera, rappresentata dal sindaco Carmelo Pace, accompagnato dalla sua giunta, con i vertici dello IACP, Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, nella persona del commissario ad acta Gioacchino Pontillo e del direttore generale Antonella Siracusa. Un'autoconvocazione, quella del sindaco Carmelo Pace, per i ritardi nella ricostruzione delle case popolari di via Fani, che dopo tanti anni ancora non arriva alla sua soluzione per motivi burocratici, essendo ancora lo IACP in attesa del progetto inviato dal Genio Civile di Agrigento al suo verificatore per l'approvazione in via amministrativa da parte del RUP Ingegnere Oliveri. Ci siamo autoconvocati con la Giunta, io ringrazio il vice sindaco e gli assessori che hanno accettato l'invito, ci siamo autoconvocati stranamente all'interno dell'OIACP. Un motivo ci sarà, il motivo è che 60 e passa famiglie sono fuori dalle loro abitazioni ormai dal 2012. Siamo arrivati al 2018 per mille motivi, un po' perché ritardava a venire fuori il progetto, un po' perché l'Urega ha impiegato oltre 2 anni per aggiudicare i lavori, adesso non sappiamo per quale arcano motivo non si riesce ad andare avanti e siamo qua proprio per capirlo. Di fatto gli abitanti sono ancora fuori, non se ne parla ancora di iniziare i lavori, dopodiché sappiamo che dobbiamo ancora attendere l'esecuzione dei lavori, quindi non sappiamo ancora se le persone entreranno a casa nel 2019, nel 2020 e siamo qua perché vogliamo capire. Oggi non è il momento di chiedere nemmeno il contributo che il Comune di Ribera sta anticipando in nome e per conto dell'ECP alle 60 famiglie ormai dal 2012 mensilmente, ma siamo semplicemente qua per fare, diciamo, una riunione, se volete anche provocatoria, all'interno dell'ECP per dare un atto di solidarietà concreto alle 60 famiglie che ancora non hanno una casa. Dottoressa Siracusa, ecco, una interlocuzione oggi che arriverà a una soluzione dell'annoso problema delle case popolari di Ribera. Oggi abbiamo visto qui la giunta che bonariamente ha occupato lo IACP, la giunta del comune di Ribera. Sicuramente il confronto tra istituzioni ci porterà a risolvere la problematica che è comune. Noi giustamente siamo sensibili come istituto alle problematiche, soprattutto quindi riguardano 60 famiglie e sicuramente posso assicurare che lo IACP non ha inerzia, ma sta tempestivamente provvedendo a fare tutti i passaggi amministrativi per poter accelerare la firma del contratto con la ditta. Commissario, allora si arriverà a dunque c'è un vulnus, un problema burocratico, riuscirete a bloccarlo? Noi ci stiamo mettendo il massimo dell'impegno. Lei ha assistito alla riunione fatta col sindaco, il mio direttore ha dato il massimo della disponibilità, ci stiamo attivando con i nostri uffici, speriamo entro il fine mese di portare a termine questa soluzione, di portare a termine la soluzione del problema. Concordamente siamo rimasti a vederci la prossima settimana per riaggiornarci e vedere un po' com'è la procedura, quello che si sta facendo. Quindi non ho massima disponibilità. Non è colpa vostra, ecco, qual è la responsabilità? Perché è ferma la situazione? Guardi, la cosa, io sono commissario dal 21 di dicembre, ho trovato un istituto che chiaramente ha bisogno di un rilancio della governance. La dottoressa sta collaborando in questo rilancio perché anche lei è nuova nell'incarico. Non mi faccia dire quello che c'è stato prima, che cosa è successo, perché onestamente non mi sento in questo momento di fare nessun tipo di valutazione.